Oddio, la stazione dei treni abbandonata mi mancava, eh sì. Che forte. Che non si è venuti i personaggi, no. Vabbè, ma è tutto murato, non si può neanche entrare. Sono proprio murato tutto, porca miseria. Buongiorno, per Maniago di qua, vero? Ah. Oh, di qua sei la statale brutta, no, che dopo ti ho sulla coscienza. Vai qui, sì. Al semaforo, sì. Imbocca la ciclabile a sinistra e arrivi a Maniago direttamente su quella. Altro giro, altra corsa. E niente, io mi sono innamorato di questi posti qui. Comunque oggi esploriamo sempre comunque cose nuove. Per forza di cose dobbiamo fare sempre lo stesso percorso, in quanto dobbiamo arrivare quasi a Pofabbro. Dopodiché giriamo a destra per, lo scopriremo. Spoiler, c'è un borgo fighissimo e un castello. Ho trovato 4 salamandre schiacciate, ma non capisco perché di qua non passano le macchine, è tutto chiuso. Ciao burone! Burone di morte! E fa senso il burone? Tanta roba Italia, tanta roba, se vuoi la verità, se è una bugia no. Cazzo. Ma tanta roba nel senso la natura, gli uccellini, i ruscelli, le salamandre spiaccicate per terra. Magico Friuli. Qui sei a Navaronse, che sembra quasi un paesino dimenticato da Dio, no? Cioè no, dimenticato da Dio nel senso che è in mezzo al nulla proprio, viene collegato tramite sta stradina. Sempre quando spengo la telecamera c'è questa macchina che è passata con sto cane fuori dalla finestra che abbaiava mentre andava e tutti gli altri gli rispondevano, figata. E ha salutato i suoi amici. C'è un silenzio che altro che YouTube mi sentono nelle case a 3 isolati da qua. Dimenticando per un secondo il freddo estremo che mi fa sprolungare, benvenuti a Borgo Pitagora. Cioè, non capisco, sono sbucato a Frisanco. Vabbè, meglio anche perché sto morendo dal freddo. Allora guarda, la casetta là. Ah sì, ecco, guarda, questa l'avevo persa dalle mie mappe. Questa è l'ennesima area camper gratuita, concorrente addirittura, che abbiamo noi in Veneto e in Friuli. Adesso ripeto, non per farmi odiare dal resto d'Italia, però effettivamente ne abbiamo un disastro. E per la maggior parte non le trovi neanche segnate sulle app, su Park Fortnite, quelle robe, perché la roba è Park Fortnite, eccetera. Io robe che usi i tedeschi, austriaci, no?
quando vai in giro, si butta a dormire bordo strada, ok, dove che capita, anche perché le crucchi, noi chi domanda a gente, fa amicizia, dove che spawnare, beh, no, un caso, e quindi loro, la prima roba che trova, attacca i puntina, infatti a Jesolo e dintorni hanno puntinato, hanno messo come punti sosta dei semplici parcheggi bordo strada, cazzo, buono. Cavasso Nuoro, sì, il paesino dove chi gassa fuori il Porocampo, ha detto. E passando non puoi non notare quella statuina dell'emigrato, no? Che può sembrare un viaggiatore, no? Uno con la valigia in mano e il biglietto, in realtà quella è la statua dell'emigrato, cioè di noi che andiamo a rompere i coglioni fuori all'estero, e possiamo anche notare sempre in questo paesino che c'è anche il museo dell'emigrato. Beh, oddio no, c'è questo percorso da mountain bike misto sterrato, ce ne hai tanta roba per quello, veramente tanta roba. Però ragazzo, cioè quella mountain bike elettrica, col discorso che ti fai 60-70 km come ridere, cioè ti fai tipo da Magnago, fai tramonti, Barcis, cioè ti giri tutto. Io invece approfitto di girare per le viette, cioè in mezzo ai campi, quelle cose lì che a me piace tanto stare. Ma che forte sta casetta! Qui sono a Fanna, sono andato a perdermi in mezzo, come hai visto, alle stradine dei campi. Siamo a 2 km da Magnago, quindi siamo arrivati. Pranzo e lavoro come un veneto. Ciao CP. Guarda, il tuffetto con la no? Hai visto? È il tuffetto con la no? Il gatto di Magnago. Ragazzi, che giornata stupenda oggi, porca miseria, mi fa male la bici elettrica, nel senso non riesco mai a combinare un cazzo col lavoro. Comunque stiamo andando a vedere il castello di Toppo. Avessi saputo prima di cosa si poteva fare lavorando in proprio, ragazzi, o meglio, dipende poi dall'attività. Mi sa che non lo metto più il portatelefono, perché a parte, diciamo, sviluppare un attimo la memoria, l'attenzione, la ricerca, lo spirito di avventura, comunque nel richiedere poi informazioni alle persone riscopri un po' quel contatto umano che ultimamente è venuto un po' a mancare, no? Vai Sigari!